Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio raccontarvi di quando il vostro Marietto Veneziano ha trovato la fotografia del SAI nel suo borsellino, ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegada, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile dirlo che i migliori iscritti dei gruppi del mondo Face ce l'abbiamo noi, e anche in Telegram, dove qui sotto trovate in descrizione il link per accedervi al gruppo dei magici arcieri bertoldini, dove ogni lunedì sera il legale Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e chiaramente se avete problemi chiedete pure a Milas per entrare. Bene, vediamo un po' questo racconto un pochettino fantasy che il vostro Marietto vi vuole dire. Allora, qui siamo a 10 anni più o meno, e sapete che 9 anni, e voi sapete che ogni tanto veniva un cabalista a spiegarmi un pochettino cosa sarebbe successo nel futuro prossimo, e questo cabalista mi disse che appunto a 20 anni avrei avuto un bruttissimo incontro nel percorso vita, perché mi avrebbero teso un'imboscata e mi avrebbero praticamente massacrato per una settimana. E anche lui mi diceva, questo cabalista, di non andare in quel posto lì. Io chiaramente ero troppo piccolino, non sapevo neanche cos'era un percorso vita e molto probabilmente non era ancora stato costruito, no? Sto parlando più di 50 anni fa, quasi, no? 48 anni fa. Anche il vostro Marietto, quando arriva a 20 anni, aveva finito il militare e ogni sera, andava a letto presto, cioè non tanto presto, ma andava a letto. Però voi sapete che il vostro Marietto si alza presto ma si sveglia tardi, e anche a 20 anni si alzava presto ma non si svegliava mai, quindi aveva preso l'abitudine di andare alle 6 di mattina a percorso vita a farsi il suo trotterellata, no? E a un certo punto un giorno sente qualcosa nella tasca dentro il borsellino, sente come se dovesse aprire questo borsellino, apre questo borsellino e ci trova dentro una foto di qualcuno che fondamentalmente non si ricordava mai, e non si ricordava di averlo incontrato, ed era la fotografia della sua scimmietta arancione. E a un certo punto dice, ma il vostro Marietto pensa, ma chi è che è stato a mettermi dentro questa foto, perché ieri non ce l'avevo e adesso me la trovo. Poi se la rimette dentro e via. Il giorno dopo ancora, però sente che c'è qualcosa nel borsellino oltre che come si suol dire, alla foto. Quando apre vede che come se ci fosse dentro del liquido, no, nel borsellino, come se c'era dentro, fosse stato macchiato di olio. Morale della favola, il Marietto rimette ancora dentro e dice, ma che strano, rimette dentro la foto nel borsellino e fa il suo percorso vita. E intanto incontra un signore, no, col suo padrone di casa, che sono vestiti in modo elegante sul percorso vita, e il vostro Marietto li aveva già incontrati negli giorni precedenti, era un pochettino così, dice, ma fra di sé, ma come mai incontro queste persone a quest'ora di mattina presto in giro per il bosco nel percorso vita, perché dovete sapere che il percorso vita era stato costruito dentro il bosco. E voi sapete che il vostro Marietto va sempre a camminare, è uno che gli piace camminare nell'aria aperta, nei boschi. Morale della favola, verso il terzo o quarto giorno, insomma, questa foto si sentiva che c'era, nel pomeriggio spariva praticamente, il Marietto non ci pensava mai, anche perché il borsellino era sempre vuoto, quindi c'era poco da andare a cercare. Però a un certo punto vede questa foto che perde olio, no? E il vostro Marietto a un certo punto non voleva che il borsellino si sporcasse di olio, allora nel bosco butta via la foto. E lì purtroppo è stato un errore, perché non avevo più questa protezione della mia scimmietta arancione. Per chi non sa perché la chiamo scimmietta arancione, dovrebbe andare a vedere le pillole che ho messo precedentemente. Comunque, morale della favola, succede che questo lì mi prende, mi attaccano e per una settimana mi danno un sacco di carezze e resto sdraiato per terra, no?
E io uscivo in astrale, perché dalle botte che mi davano, io uscivo in astrale che ti trovo lì il Sai Baba. Ci mettevamo a parlare. A un certo punto io gli ho detto al Sai Baba, senti Sai Baba, qui mi devi difendere perché questi qui sono troppo forti. E il Sai Baba però mi ha fatto vedere anche l'altra faccia del Sai Baba. Cioè voi non dovete solo pensare che è rosa e viola e fiori, ma quando diventa un attimino insomma arrabbiato è qualcosina di pesante, anche il vostro Marietto gli tremavano le gambette, era più brutto stare davanti a Sai Baba arrabbiato che prendersi un sacco di botte dell'Im e da tutti quelli che lo seguivano. Morale della favola, Sai Baba mi ha detto, dopo una settimana io ti metterò di nuovo in sesto, tu mi tradirai durante questa settimana, però io non ti tradirò e resterò sempre con te per tutta la vita. Morale della favola, cosa succede? Succede che dopo una settimana questo gruppo che mi aveva assaltato si era stancato, io ero perso nei boschi, il mio vecchio aveva già allertato le forze dell'ordine ma non mi riuscivano a trovare, la storia è un po' più lunga e adesso la sto accorciando. Morale della favola, dopo una settimana il Sai Baba torna e mi rimette a posto. Mi rimette a posto, io mi alzo e praticamente il Sai mi ha cancellato la memoria fin quando il limino mi ha attaccato e quindi sono corso a casa, il mio babbo si è rallegrato che ero tornato, mi disse pensavo che non saresti più tornato e così la storia finì qui e mi dimenticai della fotografia. Poi nel tempo guardai alcuni video su internet dove si vede proprio la gente che ha questa foto e alcuni vendono questo liquido perché questo liquido gli continua a uscire da questa foto. Queste cose qui succedono soprattutto nei villaggi in India dove il Sai ha regalato in modo astrale questa foto e le persone mettono dentro una ciotoletta la sua foto e continua a uscire perennemente questo liquido e questo liquido i turisti che sanno i valori di questo unguento lo vanno a comprare e queste persone hanno fatto un piccolo job, un piccolo lavoro di questo dono che ha fatto il Sai Baba. Ecco, cari amici, questa è una piccola storia del vostro Marietto quando è stato lucidato su nel percorso vita a 20 anni e il Sai lo ha difeso. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.